Sale a 18 il numero degli intossicati da norovirus dopo aver consumato alghe da sushi contaminate in un ristorante dell'Asolano e ci sono altri 2 casi di gastroenterite sospetti in fase di valutazione da parte dell'URSS di Marca. Noi abbiamo trovato questa ventina di soggetti positivi al norovirus. Noi crediamo che siano di più, non tutte le persone con sintomatologia gastroenterica fanno la coprocultura, l'esame è un esame che ha una certa complessità. Abbiamo segnalato questi casi all'Istituto Superiore di Sanità. L'emergenza della tossinfezione non si ferma quindi e ha già interessato un territorio compreso tra Castelfranco, Conegliano e Treviso. È stato lanciato un'allerta internazionale per il ritiro di queste insalate di alghe che sono già confezionate dal mercato. Io credo che nel giro di poco tempo risolveremo il problema. Attenzione a questi sintomi. Il pericoloso patogeno alimentare causa gastroenterite acuta e altamente infettiva, provocando vomito e diarrea. Il norovirus può essere trasmesso sia da alimenti contaminati sia da uomo infettato a uomo sano. Il periodo di incubazione del virus è di 12-24 ore, mentre l'infezione dura dalle 12 alle 60 ore. L'appello dell'URSS 2 di Marca: cercate di evitare di consumare le alghe in questione. Le partite contaminate sono state tolte dal mercato, però se per qualche giorno ancora si sostituisce l'insalata di alghe con qualche altro alimento, non credo accada nulla.